Appuntamenti in agenda per sabato 20 luglio. Comincia un weekend itinerante in Val d'Aveto alla scoperta della vacca cabannina. È prevista una gita con prenotazione a Villa Cella con l'azienda agricola Quira e Banca Vacca e la fattoria didattica a Casaleggio. Il Club Alpino Italiano, sezione di Chiavari, organizza il viaggio sul Monte Malinvern a 2039 metri sopra il livello del mare. La partenza è prevista alle ore 7 dal parcheggio in Colmata con auto private. La parrocchia di Santa Margherita Ligure, con il contributo del comune, organizza la festa Riscopriamo l'arte della cura. Alle 10 è prevista la Santa Messa presieduta da Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, e alle 21 la festa continua con la solenne processione dell'Arca e benedizione del mare. L'associazione Lagorà prende parte anche quest'anno al Libri in Borgo, che si terrà dalle 10 alle 23 in Piazza della Libertà a Lavagna. Tante le iniziative e gli stand presenti. Alle 10:15, sempre a Lavagna, viene presentato il Sabato dei Libri con gli autori Francesco Bergamasco e Monica Zanon. L'appuntamento si terrà nel giardino interno della trattoria Opescu in via Dante Alighieri 70. L'incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria. Dalle 19 al centro sportivo di Ziona Spezia inizierà la sagra dei Festaroli e della Trippa. Previsto ballo con orchestra e serata danzante con Nadia Band. L'entrata è libera. Allo stadio Macera di Rapallo, l'ospedale Gaslini di Genova organizza una notte per la rianimazione dei bambini, un torneo calcistico di beneficenza con ingresso libero aperto a tutti. Presenti stand gastronomici dalle 19 e possibilità di effettuare offerte per sostenere l'ospedale pediatrico. Continua la festa dell'unità al Cantu San Salvatore di Cogorno. Alle 19:30 è prevista l'apertura degli stand gastronomici con piatti tipici locali. Torna la sagra del Bagnun di Riva Trigoso, oltre 5.000 piatti di acciughe e gallette che dalle 19:30 alle 23:30 saranno distribuiti gratuitamente sulla spiaggia di Borgo Ponente. Prosegue a Cavi di Lavagna la sagra del Borgo. Dalle 19:30 saranno presenti stand gastronomici con piatti di terra e mare e dalle 21 musica con overflow.